ma è un porcile, c'è gente che defeca davanti casa, che urina davanti casa e guai se gli dici qualcosa perché anche rischi materialmente perché ti minacciano e ti sorridono in faccia. Così nel lontano 2011 Paolo Antonini, residente di Via Piave, denunciava la situazione di degrado e insicurezza vissuta da lui e dal vicinato. Oggi i suoi timori sono diventati realtà. Sabato pomeriggio è finito all'ospedale con un dente rotto e varie contusioni dopo essere stato picchiato da un giovane extracomunitario che tentava di convincere a non orinare sul suo cancello. Nel frattempo sono passati 5 anni e l'amministrazione ha cambiato colore, ma la situazione nei famigerati giardinetti di Via Piave è rimasta esattamente la stessa. E all'attuale sindaco Antonini si rivolge con un accorato appello su Facebook. Caro Brugnaro, io l'ho votata, scrive, ma l'ho fatto per scelta obbligata. Visto che lei dice che i cittadini devono appropriarsi della città e visti i risultati la invito a casa mia, io pago la pizza, lei le birre, poi magari facciamo un giro per le mie amate vie, un po' come aveva fatto in campagna elettorale rincorrendo un pusher. Io dal pusher le ho solo prese, magari assieme concludiamo qualcosa. Caro Paolo, mi dispiace tanto, risponde il sindaco sempre su Facebook, accetto l'invito, prepara le pizze, quando torno da Tokyo ti chiamo e vengo certamente da te.